Biciclettata e sit-in dei circoli del PD del quartiere Armistizio e Padova Sud per chiedere interventi di viabilità sostenibile e di riqualificazione del Bassanello. Traffico e inquinamento provocato dalle lunghe code tra via Vittorio Veneto e via Armistizio. Il nodo del Bassanello e le sue criticità hanno animato la biciclettata organizzata dai circoli del Partito Democratico di Padova Sud e Armistizio, che con questa iniziativa hanno incontrato l'amministrazione comunale per spiegare le gravi criticità della zona legate al grande afflusso di auto che non portano solo inquinamento ma che rappresentano anche un grave pericolo per pedoni e ciclisti. Abbiamo chiesto maggiore investimento per una riqualificazione di questa parte del quartiere e abbiamo chiesto di ripensare questo territorio investendo fortemente in soluzioni innovative anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale. La richiesta dei cittadini, rilanciata dal consigliere comunale Dem Marco Concolato, è quella di trovare le risorse per la riqualifica del Bassanello, uno dei nodi più congestionati in città. Chiederò anche nei prossimi giorni, attraverso una mozione, un finanziamento dedicato a un progetto per studiare l'attuale viabilità e provare a ripensare a questo nodo, che è molto importante in quanto al punto di accesso sud della città di Padova. Alla manifestazione sono intervenuti gli assessori Michalizzi e Bressa. Il vice sindaco Michalizzi ha fatto il punto sulla viabilità e ha assicurato un prossimo intervento. C'è uno studio nell'amministrazione comunale per risolvere il nodo del Bassanello eliminando i semafori e mettendo le rotatorie. Ora, insieme anche ai consiglieri comunali, approfondiremo questo studio e vogliamo dargli corso in modo tale da affrontare questa tematica che tutte le mattine, come dire, blocca tanti padovani. L'assessore Bressa invece ha parlato della riqualifica dell'area ex di Alcos, da anni abbandonata al degrado e proprio per questo scelta come punto di arrivo della biciclettata. Stiamo lavorando appunto con la proprietà che sta per ripresentare un progetto di riqualificazione in quell'ambito. Vogliamo risolvere anche il nodo della viabilità per quanto riguarda i ciclisti che potranno da qui collegarsi direttamente all'argine. In più stiamo per implementare il secondo stralcio del Bosco della Pace, facendo crescere alberi al bosco lì, facendo in modo che questo inquinamento venga il più possibile assorbito.